incontrato risultati opposti nel loro esordio in questa Serie A2. Jaco FC ha esordito battendo 2-1 gli avversari di turno. Borussia FC caduta invece contro lo Studio Cesaroni. Cercano già conferme in questa seconda di Serie A2 di Roma Nord. Vi parliamo dal Don Orione. Buonasera e benvenuti. Lo Jaco FC che ha vinto lo scorso anno la Serie B battendo 2-0 nella finale dello Stadio Tre Fontane. Il Torino ha battuto il River Plate all'esordio, squadra molto esperta in questa categoria. Capitan Chiodo appoggia ancora Liam Manzani, buon intervento qui di Bonifazzi. In possesso del pallone, va in dribbling ma viene fermato da Basili, non c'è fallo, a largo per Russo in area di rigore, non sbaglia alla prima occasione. Jaco FC va in vantaggio 1-0 di Russo. Il calcio d'angolo, buono lo scambio del Borussia, al lato corto parte un tiro, vicino al palo alla sinistra di Bonifazzi qui. Il tacco dentro il destro, vicinissimo al palo, eccola la prima occasione per il Borussia, è stato Messere. Di uno Jaco FC molto arroccato in difesa e cinico davanti nell'occasione lasciata al Russo. Demerito per il Borussia FC, meno grintoso di quello che abbiamo apprezzato sia nella scorsa stagione sia nella prima gara, nonostante la sconfitta contro Studio Cesaroni. Uno dei supporters del Borussia FC a dar manforte ai propri giocatori quando stampa sulla traversa un gran tiro Ciucciarelli. Occasione d'oro per Jaco per raddoppiare, qui invece deve superarsi Grassi sul tiro dalla distanza da parte del numero 7 Formiconi. Tra Jaco FC e Borussia, partita più frizzante nel secondo tempo, prova l'acuto Mattei, non lo trova per questione di centimetri. Calcio d'angolo battuto, palla sul secondo palo e arriva alla rete, ha segnato Sajeva, il raddoppio di Jaco FC 2-0. Che perde un altro brutto pallone da dietro, il destro straordinario, lo aveva tentato il numero 5 Montani, gran parata di Grassi. D'interno secco, doppia deviazione, non la può Bonifazzi, il gol verrà assegnato a Messere che fa 1-2 per il Borussia. Netto Mattei, arriva al lato corto, il controllo di Formiconi al limite per Cremonini che può calciare e non può sbagliare davvero da lì. Cremonini ad incrociare sul palo alla destra di Grassi, 3-1. È uscito? Calcio d'angolo effettuato ed è autorete del numero 6 Simone Marucci che riapre la gara in questi ultimi minuti, 2-3. Soffrendo, Jaco FC riesce a portare a casa per la seconda volta 3 punti in stagione, stavolta a cadere è il Borussia FC.